Nelle scuole venete un'emergenza sanitaria per il Covid non c'è, ma sulla prevenzione e sulla gestione dei casi si può essere più performanti in 3 sole mosse. Parola del presidente del Veneto Luca Zaia, che fa il punto sui contagi nelle scuole della regione. Sono 90 diciamo, contesti scolastici, classi, dove c'è almeno un caso. Si tratta, secondo i riscontri avuti con le ULSS, di virus che arrivano dal contesto familiare o comunque da situazioni esterne alle scuole. Abbiamo in quarantena preventiva 970 ragazzi, che sempre su quella popolazione che avevo detto prima di 707.824 studenti è lo 0,24%. Ecco quindi le 3 richieste che il Veneto manda a Roma. La possibilità di utilizzare il tampone rapido nello screening scolastico. Primo punto, cioè funziona alla pari del molecolare. 2, il tampone rapido lo si fa a tutta la classe del positivo, del bimbo positivo, e si resta in classe. Se sono negativi si resta in classe. Che torni in pancia ai professionisti, quali sono i medici pediatri, i medici e i pediatri di libera scelta, la facoltà di decidere se mandare al tampone un paziente o no.